Eccolo qua là. Buongiorno telespettatori Tele4, benvenuti all'anteprima del nostro telegiornale. Oggi siamo in compagnia del sindaco di San Dorligo della Valle d'Olina, Alessandro Coretti. Grazie per essere intervenuto, signor sindaco, buona giornata. Con il sindaco di Dolina parliamo del bilancio partecipativo del comune. Intanto, signor sindaco, che cos'è un bilancio partecipativo? Intanto buongiorno, grazie per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori di Tele4. Il bilancio partecipativo è uno strumento di democrazia diretta. Cosa vuol dire? È uno strumento di democrazia diretta che permetterà ai cittadini del comune di San Dorligo della Valle d'Olina di decidere autonomamente su dove e come destinare una parte delle risorse finanziarie del comune in specifiche aree o settori di cui il comune ha la competenza. In poche parole, io comune do a te, cittadino, un budget e tu entro quel budget devi proporre dei progetti e questi progetti, dopo che li hai proposti, che devono logicamente soddisfare determinate caratteristiche descritte nel regolamento, questi progetti tu dopo cittadino li voti. Quindi li proponi, li voti, io comune ti presto, ti do i soldi e alla fine devo solo eseguire i lavori entro 18 mesi dalla proclamazione dei vincitori. Questa possibilità, signor sindaco, si come dire, caratterizza per determinati ambiti? No, in generale devono essere progetti che hanno logicamente un interesse pubblico, devono essere progetti che corrispondono alla legge, quindi, e devono avere un importo minimo di 3.000 euro e massimo di 15.000 euro. E logicamente verranno scartati i progetti di cui il comune ha già cominciato a fare, quindi dei doppioni, se ci sono dei doppioni logicamente verranno scartati. E al momento a che punto si è? No, al momento è il secondo giorno dopo il lancio. Adesso il progetto è partito martedì con la conferenza stampa e con il lancio del portale. C'è un portale per il bilancio partecipativo dove si potranno presentare online logicamente i progetti. Chi non lo può fare, gli piace ancora il modello cartaceo, lo porterà in comune e noi lo inseriremo dentro. Questo processo, questa prima fase è cominciata l'11 giugno e si concluderà il 15 ottobre. Dal 15 ottobre fino al 16 novembre una apposita commissione controllerà i progetti che soddisferanno le caratteristiche verranno portati nella terza fase e la terza fase è la fase della votazione. Dal 16 novembre al 30 novembre si voterà, potranno votare tutti i cittadini del nostro comune che hanno compiuto 18 anni di età e che sono in possesso della cartella elettorale, perché si voterà con il nome, cioè col numero della cartella elettorale, non per il codice fiscale, perché il codice fiscale diciamo che è facilmente recuperabile se uno è sgaio. Laddove invece se uno perde la cartella elettorale di continuo è meglio che se la tenga in macchina, nel libretto della macchina. Succede anche questo. Succede, sì, specialmente ai giornalisti con più di 60 anni, ma questo è un altro discorso. Nati in giugno. No, anche i sindaci di solito. C'è un budget che il Comune mette a disposizione? Io ho detto una parte del budget, questa parte è l'1% del totale delle entrate al netto delle poste di giro, anticipazioni, lasciamo stare un po' complicato, diciamo che sui numeri, sulla base dei numeri dell'esercizio 2025 parliamo tra i 80 e i 90 mila euro. Per quello i progetti vanno dai 3 ai 15 mila euro, quindi se ci saranno progetti a 15 mila euro ce ne saranno 5, ci saranno da 3, ce ne saranno più di 25, abbiamo deciso così. È il primo anno di sperimentazione, dopodiché si può cambiare il regolamento, si può aumentare il budget, si può anche decidere, perché dall'esperienza che ho avuto in alcuni comuni, soprattutto della Slovenia, ma anche del centro Italia, praticamente il processo, cioè il bilancio partecipativo va modificato arrivando ancora di più
vicino alla cittadinanza. Se per esempio il primo anno c'è stato un boom, me la invento, di palestre all'aperto, sì, il prossimo anno si toglie le palestre all'aperto, si punta sul sociale, in questo senso. Quindi diciamo così, ogni annata, anche se magari il termine non è corretto, fa anche storia, nel senso, storia, e dà l'idea... Sì, stiamo impareremo il primo anno e miglioreremo nel corso degli anni. Secondo, è un po' impossibile immaginare dove andranno a concentrarsi maggiormente i progetti, ma per quello che lei conosce di San Dorligo della Valle d'Olina, immagina già se ci sono dei settori particolari, oppure essendo poi libera, diciamo così, la presentazione dei progetti, è una domanda che non ha un grande senso. Ma in questo momento non lo so, però io dalla conferenza stampa e dalle tante domande che ci hanno posto alla fine, io penso che arriveranno soprattutto dalla parte dei giovani, perché i giovani vogliono posti in cui si possono trovare, creare qualcosa, quindi sì palestre all'aperto, ma soprattutto luoghi di aggregazione. Poi c'è il discorso del decoro urbano, la pulizia, sul sociale si punterà, ma non so, dipende. Vorrei che i miei concittadini mi sorprendessero in questo senso. E senta, è uno strumento al quale un comune può fare ricorso, diciamo così, può mettere in piedi, detta così sembra brusca, ma quando meglio crede, quando ha una voglia, insomma. Sì, diciamo che il bilancio partecipativo faceva parte del mio programma elettorale, è, diciamo, la fine, ovvero è la fine del primo anno del mio mandato, ovvero l'inizio, il primo giorno del secondo anno del mio mandato. Ho cominciato a cercare di dialogare con la cittadinanza attraverso prima l'aumento delle ore, diciamo l'apertura al pubblico del comune, poi dando la possibilità ai cittadini di dialogare con me una volta alla settimana, poi abbiamo costituito la consulta dei giovani per dare una mano ai giovani, poi abbiamo abbiamo aperto assieme alla SUGI e ad altre associazioni di Dolina praticamente un centro diurno per anziani, quindi per giovani e per vecchi, per anziani, non per vecchi, per amore, chiedo scusa, per amor di Dio. Mi sento mio papà, adesso non torno più a casa, vado a dormire da mia suocera. Dica che è colpa mia. Vado a dormire da mia suocera. No, e dopodiché abbiamo costituito i consigli di frazione che sono propedeutici al bilancio partecipativo. Adesso abbiamo chiuso questo cerchio col bilancio partecipativo. Lo si può fare in qualsiasi momento, basta un regolamento semplice che va in giunta, in consiglio comunale, semplice. Non è proprio tanto semplice, ma detta così sembra veramente semplice. Diciamo che è a disposizione, ecco, poi dopo. Sì. E senta, lei già 3 volte ha pronunciato la parola giovani, sì. Quindi desumo che è un argomento che le sta particolarmente a cuore. Sì, i giovani mi stanno a cuore. Io ho lavorato... Ero presidente di un circolo culturale per 22 anni, ho avuto la fortuna di conoscere tanti giovani, avevamo dei cori di voci bianche, un coro di voci bianche, praticamente ho conosciuto le bambine e i bambini da 3 anni e adesso hanno 20 anni, sono ancora in circolo, quindi posso dire che li conosco, so cosa di cui hanno bisogno. Poi ho 2 figlie che mi stanno aiutando in questo senso, ma devo dire che ai giovani bisogna dare una mano. Nel nostro comune i giovani hanno voglia di lavorare, li vedo. Stanno creando gruppi in tutte le singole frazioni del comune, sono seri, logicamente. Sono seri quando è da essere seri, un po' meno seri lo siamo stati tutti da giovani. Ha il diritto, è normale, hanno il diritto anche di divertirsi, però vedo che loro, dalla domanda che ha posto la vicepresidente della consulta dei giovani, penso che abbiano capito subito che potranno proporre determinati progetti e se sono bravi, con la mole di associati che hanno, questi progetti probabilmente verranno anche votati. Secondo lei si stanno recuperando alla politica le nuove generazioni? Questo è una roba un po'... Vede, io per adesso non ho ancora parlato di politica, ho detto che i giovani hanno voglia di
di diventare attivi. Che è diverso. La politica è il passo successivo. Prima diamogli una mano, dopodiché se qualcuno di loro... E ascoltiamoli. E ascoltiamoli soprattutto, sì. Dialogo costante con i giovani. Poi se qualcuno di questi giovani un giorno vorrà anche proporsi di diventare attivo in politica, lo potrà fare, ma non puntare subito alla politica, rischi di distruggerli. Okay. Senta, si parla ancora, io devo dire la verità, ho perso il treno di questo argomento, però insomma se ne parla del ritorno, se non delle province, di una realtà amministrativa, il presidente Bassaporo pattamava a dire di area vasta. Questa eventualità come vi troverebbe? Guardi, quando c'erano le province, lo dicono coloro che mi hanno preceduto, si lavorava meglio in comune. Quindi presumo che ci sarà un effetto positivo, però bisogna prima capire a cosa serviranno le province. Io in questo momento non so esattamente ancora. Se avranno quella funzione della manutenzione delle strade, delle scuole, logicamente sono le benvenute. Qual è il rapporto che una realtà come San Dorligo della Valle ha con Trieste? Beh, lo sto ancora costruendo, è passato un anno. No, intendo dire non un rapporto tra amministrazioni, eccetera, ma a livello proprio... Guardi, è cambiato, nel senso torno indietro abbastanza anni. Io non andavo a Trieste, ovvero andavo a Trieste per andare al cinema, tutto qui, per mangiare una pizza, ma dopo, quando hanno aperto delle pizzerie nel mio comune, sono rimasto nel mio comune, quindi bene o male non andavo a Trieste. Adesso vedo i giovani che cominciano ad andare a Trieste, hanno già cominciato ad andare a Trieste perché Trieste è cambiata, Trieste è più turistica, ci sono più opportunità per i giovani. Questo è... non rimangono rintanati nel nostro comune, ma si spostano non solo a Trieste, vanno anche in Slovenia, a Lubiana, insomma, perché... quando uno ha la macchina va dappertutto, insomma, diciamo che a Trieste va piuttosto col bus che con la macchina. Quindi c'è un maggiore scambio, mettiamola così, anche se magari non è corretta come... Sì, c'è un maggiore scambio, un interscambio, anche perché i triestini vengono nel nostro comune a visitare la Varosandra, a visitare le nostre sagre, le nostre osmize, quindi di cose da vedere nel nostro comune ce ne sono, quindi c'è un interscambio in questo senso. Una volta neanche questo non c'era, no? Sì, non c'era. Adesso diciamo è cambiato un attimino perché determinate generazioni non ci sono più, le nuove generazioni non sono più tanto, diciamo, legate a un discorso di storia e di problematiche di altri Quello che lei dice è interessante anche da questo punto di vista, perché io sono sempre più convinto che come posso dire, il superamento, ma non è corretto come termine, ma diciamo superamento, accontentiamoci di questo termine imperfetto, il superamento di determinate barriere, il superamento di determinati ostacoli che appunto si frapponevano ad una convivenza tranquilla, è partito dal basso, cioè è partito dalla gente. A parte che secondo me non è nemmeno bello dire è partito dal basso, è partito dalla gente, si dovrebbe dire è partito dall'alto perché è partito dalla gente, ma boh, queste sono cose semantiche. E quello che lei mi dice è ancora più interessante perché c'è proprio una componente giovane che approfitta, diciamo così, nel senso migliore di queste nuove opportunità. E racconto una storia. In questi giorni in cui ho dato la possibilità ai cittadini di parlare con me, allora venivano, diciamo, di tutte le età. Allora le persone over 50 dicevano come prima cosa, premetto che io non l'ho votata. I giovani, mai uno dei giovani che incominciasse a parlare dicendo questo. È cambiato il mondo. Sì. Cioè, una signora mi ha detto, io non l'ho votata e voto un partito che è diametralmente opposto al mio credo politico. Che problema c'è? Mi dica il suo problema, è un problema di un buco, di una strada, di qualcosa. Quello è un problema di tutti, non è di destra, di sinistra, è di superare tutti. Bisogna superare queste cose qua, ma soprattutto le persone over 50, tante mi hanno detto, io non l'ho votata. È perché è un retaggio perché se uno non mi ha votato io non devo parlare con lui? Questo è l'altro... Questo è il concetto,
Bisogna... Le ho dato un esempio per rispondere chiaramente. Bisogna superare questo adesso, piuttosto che altri. Allora, ricapitoliamo un attimo. C'è tempo, mi diceva, fino a ottobre per presentare sia online tramite il portale oppure portare all'ufficio protocollo del Comune. Dopodiché una commissione vaglierà i progetti fino al 15 novembre, dal 16 novembre fino al 30 novembre si potrà votare. Coloro che hanno 18 anni e in possesso della cartella elettorale, logicamente abitano nel comune di San Doligo della Valle. Il 3 dicembre, sempre in teatro, dove tutto è iniziato martedì, ci sarà la proclamazione dei vincitori e il Comune si impegnerà dal 3 dicembre, quindi dal 1° 2026 fino al 30 giugno 2027 a concludere tutti i progetti. Ci sarà un monitoraggio costante, una trasparenza costante sul portale. Grazie al sindaco di San Doligo della Valle Dolina, Alessandro Coretti, per essere stato con noi. Buon lavoro. Alexander, ho detto, chiedo scusa. Grazie per essere... perché abbiamo un tecnico che si chiama Alessandro e quindi mi sono per assonanza. Nessun problema. Grazie, buon lavoro. Niente, grazie. E noi ci vediamo dopo la pubblicità con il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca. C'è stata ieri notte in Via Locchi una violenta rissa, decine di giovani triestini e stranieri coinvolti, identificati alcuni facinorosi, tutti minorenni, sul posto carabinieri e polizia di Stato. Maxi rissa fra ragazzini stranieri e triestini nella notte in Via Locchi, proprio di fianco alla caserma della polizia locale. 50 le persone coinvolte nel parapiglia scatenatosi alle 23:30 per i proverbiali futili motivi. Ieri era in corso la sagra al campo di calcio del Sant'Andrea, già all'apertura dei cancelli. Alcuni giovani stranieri già noti come disturbatori della zona che gravitano fra Via Locchi e Piazza Carlo Alberto hanno cercato di fare ingresso in campo. Della sagra non gli importava nulla, volevano calcare il manto erboso, giocare e tirare pallonate. Il servizio d'ordine, istituito mercoledì scorso dalla società sportiva proprio per evitare disordini e arginare le bande giovanili che già hanno creato problemi, ha tenuto a bada i ragazzini fuori dalla struttura, di fatto mantenendo la situazione sotto controllo. I volontari della security, con il semplice dialogo, sono riusciti a evitare qualsiasi tensione e calmare gli adolescenti. La serata è proseguita serenamente fino alle 23:30. A quel punto il caos. Altre bande di ragazzini hanno raggiunto quella che aveva stazionato fuori dal campo di calcio in Via Locchi fin dall'inizio della serata. Poi è partita la rissa, pugni, calci, spintoni, urla e insulti. Alcuni ragazzini indossavano un tirapugni. Sono state chiamate le forze dell'ordine. Diverse pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri sono arrivate in pochi minuti in Via Locchi, ma sentendo l'arrivo delle auto, i ragazzi sono corsi via molto velocemente in varie direzioni. Alcuni però sono stati bloccati e identificati. Si tratta sia di triestini che di stranieri, tutti minorenni. Questura al lavoro per ricostruire le esatte dinamiche dell'episodio, al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Raffica di controlli da parte dei carabinieri contro la guida in stato di ebbrezza. Sono state ritirate 5 patenti, denunciato e multato il gestore di un locale per il mancato rispetto delle norme della sicurezza sul lavoro nei confronti di 3 dipendenti. Riparte la stagione dei locali della Movida lungo la costa e tornano a intensificarsi i controlli contro l'abuso di alcol o sostanze alla guida dei veicoli. In un servizio straordinario di controllo svolto tra Costiera e Altipiano, i carabinieri della compagnia di Aurisina hanno ritirato 5 patenti per guida in stato d'ebbrezza. In 4 casi è scattata anche la denuncia con valori riscontrati di tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge, nello specifico da un minimo di 0,73 a un massimo di 2,04.
4. Si è trattato di giovani di 19, 23 e 24 anni, ma anche di persone più adulte di 38 e 63 anni, residenti sia in provincia che fuori. Durante i controlli è stato anche individuato e tratto in arresto un 51enne di nazionalità romena, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Rovigo che aveva violato l'obbligo di soggiorno. È stato portato in carcere al Coroneo. Inoltre i militari del NIL di Trieste, dei NAS di Udine e della stazione di Aurisina hanno denunciato in stato di libertà il gestore di un'attività di ristorazione a Duino Aurisina per il mancato rispetto di norme sulla sicurezza sul lavoro nei confronti di 3 dipendenti. Per lui maximulta da 15.000 euro. Bufera ieri nel salotto di ring fra gli esponenti di maggioranza ed opposizione. Al centro dell'aspro dibattito lo stallo in consiglio comunale sulla cabinovia. Io li chiamo i mantra della sinistra. Avrei capito, vogliamo riaprire la Ferriera. Allora, manifestazioni, raccolta di firme, apriamo una centrale nucleare a Padriciano di vecchia generazione. Riuscirei anche a capirlo, raccolta di firme, manifestazioni. Apriamo una base NATO in Porto Vecchio. Avrei riuscito a capirlo, raccolta di firme, manifestazioni. Ma stiamo andando avanti 2 anni per una cazzo di cabina, scusami il termine. In questa città governerà una maggioranza diversa, però posso anche darti una risposta. Se per vincere devo raccontare tutte le bugie che avete raccontato e fare tutte le promesse che non avete mantenuto, perché non c'è un'opera pubblica che è partita, io preferisco perdere. Ma adesso il giornale locale ha fatto un sondaggio scientifico. State attenti a dire che è un sondaggio farlocco e che hanno truccato quel sondaggio o che non è vero, perché ho visto delle querele per molto meno, perché sono dei professionisti ed è stato pubblicato dal primo quotidiano di questa città che fino a prova contraria è fatto da giornalisti onesti. Quindi io starei attento, sto dicendo semplicemente perché lo dico per te, guarda, non vorrei che arrivi una querela. Sto dicendo che il capo di questa agenzia era assessore all'urbanistica e lavora per Fratelli d'Italia e per la Lega. Ma però è del PD, vabbè, quindi è un dato di fatto. No, volevo dire solo una cosa, che molto spesso sui social si vedono soltanto i commenti negativi. Io credo che i favorevoli alla Caminovia forse non saranno la maggioranza assoluta sono un popolo silenzioso, ma sono molto di più di quelli che tu pensi, perché sui social scrivono soltanto e per tutto quelli che sono contrari, mettetevelo in testa. Quello che voi denunciate come in realtà ostruzionismo non è altro che la vostra mancanza di cultura democratica verso la cittadinanza. Non interpellate nessuno, agite come se foste i padroni di questa città col 20% dei consensi degli elettori di questa città. Questo è il vero punto. Quindi mettetevi bene in testa questo: voi state usurpando con una minoranza di voti quello che è il futuro della città. Loro hanno il comitato civico di super tecnici, noi in comune abbiamo i peones. Non capiscono niente. Giulio, un appello a Bernetti. Giulio, ingegnere, no, sai quanto ti voglio? Non capisci niente, no? Loro capiscono di più, i tuoi dottorati non valgono niente. In comune non è che abbiamo un gruppo di peones, abbiamo tecnici, esperti, persone serie che lavorano, esperti nei loro settori, che stanno portando avanti questo progetto. Martini, gli posso fare una battuta simpatica. Allora, tu sei molto noto in consiglio comunale perché i temi più pregnanti, i tuoi interventi più pregnanti... I temi che avete portato voi non avete fatto una vittoria politica voi adesso Trieste. È inutile che mi dite, semplicemente chiudi i lavori alla fine. Qualcuno lo deve fare, lo faccio io. Ecco, c'è sempre nella consigliatura una persona che fa questo. Invece voi fate solo una politica bolscevica che non serve a niente. Posso dirti una cosa? Con un'arroganza atomica. Allora, collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, c'è per noi l'ispettore Paolo Gurtner. Buongiorno ispettore. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Cosa ci racconta? Non ho grosse cose da riferire per oggi, la giornata era abbastanza tranquilla, abbiamo rilevato alcuni incidenti con ferito ma senza grosse conseguenze per i feriti fortunatamente. E alle 12:47 circa, 3/4, in riva 3 novembre c'è stato un incidente davanti alla Capitaneria di Porto con direzione Piazza Unità, ci sono stati alcuni rallentamenti ma ora si sono risolti. Faccio presente che le rive sono inibite da sosta per l'arrivo delle navi, siamo sul posto ed eventualmente tra un po' inizieremo lo sgombro delle aree. Domani domenica, terza domenica del mese, mercatino dietro Piazza Unità con divieti e eventuali rimozioni, poi ci sono gli altri mercatini in Piazza Barbacan e in Piazza della Borsa.
Ricordo il completamento della segnaletica orizzontale sia in attività notturna che diurna da domani, Barcola in completamento e poi Strade Friuli e Roiano. Diciamo che per oggi non avrei altro e saluterei tutti. Grazie Ispettore Gurtner, buona giornata e buon lavoro. Altrettanto. Allora, un trionfo ha salutato ieri la prima di Allegria in A New Light, lo spettacolo del Cirque du Soleil, che è una vera e propria esperienza, anche se non addirittura, soprattutto per il pubblico. Intanto la recensione. Quando si recensisce uno spettacolo come Allegria in A New Light, c'è il rischio che la magnitudo dell'appuntamento ne sovrasti persino l'aspetto artistico, di cui per certi versi è parte integrante. Diciamo subito a scanso di fraintendimenti che lo spettacolo è bellissimo, non solo per l'eccezionale bravura degli artisti, sulla quale comunque, va detto anche questo, Allegria si fonda e prende forma, ma proprio perché, e può sembrare paradossale, nessun numero esaspera le capacità dei performer. Di ciò sono esempi perfetti le gag dei clown, momento più temuto da parecchi spettatori adulti, durante le quali la regola del 3 è rispettata alla perfezione, perché in tal modo uno sketch che ha il compito di interrompere la teoria di numeri acrobatici, che appunto se presentata senza soluzione di continuità rischia di sembrare dilatata all'infinito, crea la giusta attesa per ciò che verrà dopo. È logico che Allegria punti tutto sulla precisione degli acrobati e che il pubblico se l'aspetti. Pure, seguendo la lezione di Fred Astaire, tutto sembra accadere per caso, anche se sappiamo benissimo che tutto è stato stabilito da prove su prove, che il piede dovrà toccare quel punto preciso della trave oppure atterrare in quel punto preciso del palcoscenico. Allegria in A New Light, che resterà a Trieste come noto fino al 31 luglio, è perciò in definitiva un'esperienza, forse la più completa, del significato stesso di essere spettatore, ed è perciò questa una di quelle esperienze per le quali vale la pena di dire io c'ero. E il red carpet di Allegria, che Tele4 ha seguito ieri in diretta, è stato stavolta anche l'occasione per riflettere sull'impatto che la presenza a Trieste per un mese di un simile spettacolo avrà sulla città, un dato cui il sito scelto, fra l'altro, non è indifferente. E l'allegria è dai giovani, e l'allegria è dai giovani, sì, proprio, non poteva essere dai giovani, e no dai vecchios maridas. Nessuno meglio di Gianola Nonino poteva in musica condensare lo spirito che serpeggiava ieri sera lungo il red carpet di Allegria, una serata all'insegna del divertimento e dell'impegno, palesatosi con i numeri affidati agli artisti del Cirque du Soleil. E se è ben vero che Nonino significa anche impegno, pure l'arrivo del Cirque è stato possibile grazie al lavoro di più realtà. Intanto la presenza della compagnia canadese nella nostra città si inquadra a sua volta in un momento molto particolare per il Friuli Venezia Giulia, perché da qualche tempo, anche grazie a grandi e persino più piccoli eventi, la regione più a est del settentrione si sta ritagliando uno spazio sempre più preciso e proprio. Il Friuli Venezia Giulia penso che stia acquisendo una grande riconoscibilità attraverso una promozione che facciamo diretta, ma anche attraverso i grandi eventi che avvengono in questa regione e cresceranno sempre di più. Per non dire della città, che grazie alla permanenza di un mese di Allegria in A New Light godrà di un'esposizione mediatica non indifferente. Avremo anche delle sorprese nei prossimi giorni per come sarà ancora più conosciuta nel mondo proprio grazie al Cirque. E soprattutto la città scopre uno spazio che non conosceva, perché credo che per tutti quelli che sono entrati questa sera e che entreranno in tutte le prossime repliche in questo spazio, scopriranno uno spazio che non si conosceva. Infine il sito, che è stato dato in concessione al Teatro Stabile dalla Coop proprietaria, anche in questo caso con una prospettiva ben precisa per garantire alla città un nuovo e chissà, forse non temporaneo asset. E bisogna valorizzare questa città che è bellissima, cercare di essere vicini alle istituzioni, essere vicini alla gente e quindi ben contenti di dare una mano per come possiamo e se possiamo anche di più. Un nuovo pulmino è stato consegnato alla caffetteria Outstanding di Prosecco, che favorisce la formazione e l'impiego di persone con disabilità e autismo. L'operazione è stata resa possibile da un emendamento del consigliere regionale Carlo Grilli, del gruppo Federica Presidente, alla legge di stabilità del 2024.
La caffetteria Outstanding ha a disposizione un nuovo pulmino attrezzato. L'ormai famoso locale di Prosecco, nato con l'intento di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità intellettiva, in particolare con disturbo dello spettro autistico, delle loro famiglie e dell'intera collettività, ha ricevuto ieri il nuovo mezzo grazie a un emendamento del consigliere regionale Carlo Grilli, sottoscritto da tutti i componenti del gruppo Fedriga Presidente della legge di stabilità 2024, che prevedeva ulteriori risorse per le strutture che operano nella formazione delle persone con disabilità e quindi il loro inserimento nel mondo del lavoro. Essere vicini a queste realtà produttive è un dovere da parte delle istituzioni, ma anche un grandissimo piacere. Vedere i ragazzi che promuovono le loro attività attraverso il servizio di ristorazione è davvero una grandissima soddisfazione, perché hanno fatto un percorso incredibile e quindi il veicolo che hanno acquistato attraverso l'emendamento che ho messo in campo in sede di Consiglio regionale e che è stato approvato non soltanto trasporta persone, ma trasporta sogni, trasporta speranze, trasporta autodeterminazione, e io credo che questo sia il messaggio più importante che vogliamo dare con questo momento di incontro con questo grandissimo ristorante di Prosecco che sta diventando davvero un fiore all'occhiello del nostro territorio. Parliamo ancora di Triestina con una intervista all'ex allenatore Tesser. Non so se sono preciso nel dire ex allenatore, ma comunque vediamo quello che ci arriva dalla redazione di Udine. Si parlava di sforzi, di sacrifici, siamo alla fine di un'annata che è stata difficile per tanti motivi, però di nuovo insomma, quando c'è Tesser c'è garanzia che il risultato sportivo arriva, complimenti. Grazie, non è stato semplice perché ho voluto ritornare a Trieste in un'impresa che era sulla carta disperata, perché 6 punti su 48 disponibili a 3 partite dalla fine girone d'andata non è mai successo che un club si salvasse. L'ho tentato perché Trieste mi ha dato tanto a livello umano e anche una mia personale, con i miei staff, orgoglio di come ci hanno lasciati qualche mese prima, che stavamo facendo le cose molto per bene, e abbiamo avuto il merito, la bravura con i ragazzi di unirci, dottori, fisioterapisti, e stare molto uniti, e malgrado situazioni interne non particolarmente positive, vediamo le penalità che sono state date, siamo riusciti a portare a casa una salvezza che era già difficile di partenza ed era diventata quasi impossibile dopo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. È stato brutto anche vivere il post, no? Non sapere cosa sarebbe successo, per fortuna tutto bene o male è andato nel migliore dei modi, adesso il futuro cosa dice? Allora, il più difficile è stato vivere in quei momenti dentro, onestamente. Il post era la speranza che non fossero vani tutto quello che avevamo fatto sul campo, e c'era la speranza. Il futuro personale mio a Trieste non credo che sarà più lì, e mi dispiace tantissimo, perché dopo quello che abbiamo fatto penso che avevo meritato una considerazione maggiore. La società vuole tagliare molto, a me mi hanno fatto l'offerta per 2 anni e io anche rinunciavo in maniera consistente al mio ingaggio, ma quando si vuole esagerare evidentemente non si voleva stare assieme. E il futuro di Tesser quindi sarà da un'altra parte, immagino che le richieste non manchino. Ma si dice sempre così nel calcio, la realtà è che fortunatamente con qualche squadra ho parlato, un paio, anche 2, ho detto di no grazie, e sono in trattativa con qualcuno ancora proprio in queste ore, poi vediamo se va a buon fine. Dare per scontato in questo mondo nostro no, perché se c'era un posto scontato pensavo che fosse Trieste, e così non è stato purtroppo. Andiamo alla pagina meteo, vediamo la situazione generale. Un promontorio anticiclonico mantiene tempo stabile caldo, poi il passaggio di una saccatura potrà determinare un aumento dell'intensità atmosferica, dell'instabilità atmosferica domenica sulle Alpi e lunedì anche su pianura e costa, con un calo delle temperature ad inizio settimana. La previsione per domani parla su pianura e costa sereno e caldo con brezza, sui monti sereno al mattino, variabile in giornata, di pomeriggio sulla zona montana sarà probabile qualche pioggia sparsa o qualche isolato rovescio. Possibile anche qualche locale temporale sulle zone interne, caldo un po' più afoso di pomeriggio in pianura. È tutto, ci vediamo alle 19:30 con il telegiornale della sera. Buon proseguimento e arrivederci.